Buon pomeriggio a tutti dall'ippodromo Arcoveggio di Bologna. Sono prossimi al via i partecipanti alla prima corsa, una prova per i gentleman in salchi a cavalli anziani, una corsa a reclamare. Sono in 6 al via: 1 Amelie Pan, Michela Rossi; 2 Roger OP, Michele Canali; 3 Ursus TFT, Matteo Zaccherini; 4 American Dante, Andrea Venezia; 5 Zebu VF, Fabio Giacomazzi; 6 Anita Di Chiara, Lucia Pasqualini. Allenamento che va a completarsi lungo la curva di sinistra. Il favorito è Ursus TFT, secondo le quote fisse. Il totalizzatore preferito invece Roger OP. Corsa comunque molto aperta, si ritrae dall'ala Anita Di Chiara, parte piano anche American Dante e si parte con la velocità da parte di Ursus TFT, che cerca di scavalcare Roger OP. All'imbocco della prima curva Ursus TFT scende alla corda in vantaggio nei confronti di Roger OP. All'esterno c'è Zebu VF, lungo i birilli Amelie Pan, poi ancora American Dante, alla retroguardia Anita Di Chiara. Si va sulla dritta opposta alle tribune con Ursus TFT in controllo della situazione. Precede Zebu VF che cerca di farsi avanti scavalcando Roger OP. Poi all'esterno anche American Dante. E ora così il gruppo disposto per pariglie si avventura sulla curva di sinistra con l'andatura tranquilla imposta dal leader Ursus TFT, che continua a guidare. Zebu VF all'arco, American Dante in pariglia, ancora Roger OP, Amelie Pan, Anita Di Chiara, 16,3 per la curva di sinistra. Davanti alle tribune Ursus che guida nei confronti di Zebu al largo lungo la corda. Roger OP viene via in terza ruota. American Dante che forza i tempi a un giro dalla fine, 31,6 questi 400 metri dopo l'avvio, comunque tranquillo. Un giro di tutto comodo per Ursus TFT, che deve replicare ora ad American Dante, che è arrivato ai suoi fianchi. Ancora Roger OP, cala invece Zebu VF, viene via dalle retrovie Amelie Pan. La piegata di destra passata in 15,8, in vantaggio Ursus TFT. All'esterno American Dante, per ora controllato a vista dal battistrada. Alla corda c'è Roger OP, Amelie Pan viene via in terza ruota gli ultimi 400 metri, 14,8 la dritta di là. Accelera ora Ursus TFT, che cerca di fuggire da Roger OP e soprattutto da Amelie Pan, che è pericolosa in mezzo alla pista. Calato invece American Dante, la piegata conclusiva passata in 15,2 da Ursus TFT, la retta d'arrivo. Amelie Pan prova ad arrivare al largo, va di dentro Roger OP. Ursus è ancora in vantaggio, ma Amelie ha un altro passo. Amelie Pan passa e vince facile nei confronti di Roger OP. Al terzo Ursus TFT, che ha palesato più di qualche problemino caratteriale in arrivo. 14,7 l'arrivo. 1,32 gli ultimi 1.200, un totale intorno al 2,2,5 per il successo di Amelie Pan, Michela Rossi, Salvatore Valentino, i colori della stessa gentleman, che viene a passare comoda in arrivo. Secondo Roger OP, terzo Ursus TFT, per l'esultanza di Michela Rossi. 1, 2, 3 l'ordine d'arrivo della prima.